Questo programma è offerto da Micra. Un buongiorno, e che giorno, sembra quasi una provocazione vedere così tanta acqua a Cormons, che è per antonomasia patria, una delle patrie del vino, dei produttori di vino. Fa freddo, siamo attorno ai 4 gradi, non siamo a Courmayeur, la nostra Miscoria ha ripreso il Monte Quarin, che è uno dei simboli di Cormons. Con me c'è il sindaco Felcaro e anche l'assessore Borraccia, e sembra veramente anche il cognome Borraccia Acqua, e qua scendono litri e litri di questa preziosa sostanza, però noi andiamo avanti lo stesso perché insomma 4 gocce non ci fanno così, non ci spaventano. Allora sindaco, intanto dal punto di vista, voi state per chiudere il vostro mandato, come tiriamo la linea? Beh, la linea è una linea positiva, noi siamo soddisfatti, siamo contenti. Siamo stati votati per un programma specifico che riteniamo aver portato a termine e c'è stato tanto lavoro, ci sono stati momenti anche difficili perché insomma i 2 anni di pandemia sicuramente sono stati duri da gestire, però con una buona programmazione, con una buona squadra, con i nostri assessori siamo riusciti a portare insomma a termine quello che ci eravamo prefissi 5 anni fa. Come si vive a Cormons? A Cormons si vive bene, nel senso che è una città che comunque offre svariati servizi, dall'infanzia alle persone più mature, alle case di riposo, è una città a misura di famiglia, una città a misura di turista, sta vedendo una crescita esponenziale, specialmente dall'anno scorso, che ci rende assolutamente orgogliosi, motivo per cui insomma il lavoro che è stato fatto anche di promozione non solo del territorio cormonese ma di tutto il territorio del Coglio sta portando quei risultati insomma, che 4 anni fa ci eravamo prefissi, e per cui siamo partiti anche con gli altri comuni con questo patto del Coglio che ci sta dando tante soddisfazioni. Ecco sindaco, possiamo dire, sicuramente i nostri telespettatori e telespettatrici sanno dov'è Cormons, dove siamo così? Questa è la Piazza Libertà, è un po' la polis della città, è il punto di ritrovo dei cittadini cormonesi storicamente. Possiamo vedere la statua del Massimiliano che riporta un po' la nostra storia, che è fatta anche di un'appartenenza nelle epoche passate all'Austria, quindi di conseguenza Cormons in realtà è un'unione, no? di tante realtà, dalla Friulanofano alle minoranze slovene, alle reminiscenze austriache, quindi noi riteniamo che questo sia un plus per il nostro territorio, è un qualcosa che arricchisce la nostra cultura e la nostra possibilità anche di far conoscere le varie sfaccettature di un territorio assolutamente eterogeneo. I lavori, voi avete messo mano sul territorio, la Borraccia ci ha fatto avere delle immagini, saluto anche il nostro regista Simone Caramaschi che manderà puntualmente in base a quello che il sindaco enuncerà. Citiamone alcuni. Ma sì, allora intanto voglio dire che siamo partiti da una precisa programmazione per una questione di lavori pubblici, avendo una precisa visione su quello che 5 anni fa sarebbe stata la Cormons del futuro. Quindi abbiamo lavorato moltissimo per intanto ridisegnare e riqualificare un po' quelle che sono state l'ingresso della città, abbiamo rifatto le rotonde d'ingresso, abbiamo rifatto e stiamo rifacendo, mettendo a posto i Giardini della Pace, dove esisteva un'ex caserma che oggi vogliamo e stiamo cercando di riqualificare per ridarla in uso alla nostra comunità e ai nostri cittadini. Abbiamo ottenuto importantissimi finanziamenti dalla Regione su progettazioni specifiche presentate che ci hanno permesso appunto adesso di incominciare con i lavori con soldi già ottenuti e quindi già incamerati, che valgono per la palazzina a comando appunto del Giardini della Pace, perché riguardano l'abbattimento della ferrovia incompiuta in ingresso a Cormons, così chiamato anche Ecomostro, che naturalmente è una bruttura che insiste lì da 30 anni ma che finalmente alla fine di quest'anno butteremo giù. E ci sono stati tanti lavori di riqualificazione anche in piazza 24 Maggio, che è la piazza del comune, con il Palazzo Locatelli riqualificato. Posso dire insomma è stata rifatta la viabilità anche grazie ad eventi importanti che sono arrivati sul territorio, e ne cito uno come il Giro d'Italia,
che ci ha permesso, anche con quella motivazione, di intervenire su grandi luoghi e tratti di viabilità sia come strade che come marciapiedi, rendendo quindi la nostra città assolutamente più appetibile per tutti quelli che arrivano sul territorio. Sindaco rimarrà con noi, andiamo da Martina Borraccia e parliamo di cartellonistica, che di fatto è uno stimolo, un modo per mostrare la città. Esatto, per quanto riguarda la cartellonistica ci sono delle novità, proprio novità che sono state inserite questa settimana, e sono i nuovi cartelli turistici. Ce n'è proprio uno in questa piazza che si vede qua in prospettiva, ma ce ne sono tanti altri presenti nella cittadina. Pannelli che sono stati completamente rivisti nella loro grafica e nei loro contenuti. E un'importante novità è che il testo chiaramente è in italiano e in inglese, ma c'è il famoso QR code che ti consente di vedere anche lo stesso testo in lingua tedesca, slovena e anche in friulano. Quindi un valore aggiunto, un pensiero che va soprattutto al settore turistico di Cormons, che si sta ingrandendo, nel senso che la nostra amministrazione ha voluto pensare molto a questo aspetto. In particolare vorrei anche far evidenziare il fatto che abbiamo un nuovo punto turistico, un nuovo ufficio turistico, un infopoint regionale in piazza 24 maggio, nella piazza della sede del comune, che è aperto 7 giorni su 7, quindi è un infopoint che abbiamo finalmente avuto dopo un po' di tempo e che guarderà, collegandomi proprio alle parole del sindaco, guarderà non solo al territorio di Cormons ma anche al territorio circostante che fa parte proprio dei comuni del Patto del Coglio. Quanto è attrattiva Cormons? Diciamo che Cormons ha delle ottime caratteristiche per essere frequentata da turisti di varie regioni e anche dei paesi vicini. Ultimamente abbiamo puntato molto sul settore turistico e abbiamo voluto valorizzare di più tutte le nostre caratteristiche territoriali. Quindi ci sono tante cose da vedere, ci sono tante cose da fare, ciclovie, passeggiate, enogastronomia, sappiamo insomma che è un territorio che ha molto da offrire. È facile fare rete col territorio, con gli altri comuni? Direi proprio di sì. In questo momento qua, soprattutto grazie al lavoro svolto in questi anni, siamo riusciti ad avere la possibilità di lavorare con gli altri comuni e credo che la volontà anche degli altri comuni ci fosse stata prima, ma bastava mettere in campo insomma un po' di forza in più per riuscire a fare rete. Allora io ritorno da Felcaro e chiederei alla nostra Borraccia se può prelevarci i ragazzi della consulta e magari me li presenti tu. Allora, Sindaco, dicevamo di rete, voi fate, con chi è che dialogate di più? Ma allora, c'è una dimensione locale e sovralocale. Sulla dimensione locale chiaramente il rapporto che c'è con i sindaci del territorio, che sono quelli della destra Isonzo, e relativamente a quelli del Patto del Coglio, quindi con tutti i sindaci dei comuni del Coglio, unitamente poi dopo ad altri comuni che sono i comuni di Medea, i comuni di Moraro, i comuni di Mariano, cioè quindi siamo 10 comuni che hanno scelto di fare questa sinergia, siamo partiti che eravamo in 5, oggi siamo arrivati a 10, la nostra intenzione è quella di continuare su questa strada, perché riteniamo che presi come singole realtà siamo piccoli, ma tutti insieme abbiamo un peso specifico non indifferente che ci ha permesso di presentare importanti progettualità in regione e di portare importanti contributi sul territorio, contributi che poi si tramutano appunto in lavori pubblici e in possibilità di migliorare quelle che sono le criticità. Quindi è un'idea, è una sinergia che noi abbiamo, ma che va al di là del singolo territorio, ma che guarda il tutto, guarda un territorio nel suo insieme. Ecco, sul piatto quanto c'è da investire ancora, in termini di lavori pubblici? Ma allora, noi adesso, come dicevo prima, abbiamo percepito dalla Regione come Cormons finanziamenti per circa 5 milioni di euro, più circa altri 700 mila euro a livello nazionale. Gli investimenti che sono da fare sono ancora tanti, e devo dire che ci sono anche altri enti che stanno investendo sul territorio. Faccio un esempio, l'azienda sanitaria da poco che ha comunicato l'intenzione di costruire una casa di comunità e un ospedale di comunità da 20 posti letto di degenza presso il nostro polo ospedaliero.
A questo si uniscono altri 3 milioni di euro che vengono investiti per la riqualificazione della struttura, per un totale di 11 milioni di euro per la nostra azienda, per il nostro polo sanitario. Sindaco, tanto parleremo ancora con lei. Dov'è la borraccia? La borraccia che sorride finalmente. Questa bella giornata. Allora, io volevo presentarvi i ragazzi della consulta giovani di Cormons, Luca e Susanna. Intanto vorrei partire da Luca. A che cosa serve la consulta? Ma la consulta giovani di Cormons è un organo istituzionale consultivo del comune. Siamo ragazzi dai 14 ai 28 anni e ci occupiamo alla fine di promuovere eventi, elaborare proposte, pareri per tutto per quanto riguarda ciò che riguarda i giovani. Quindi tutte le proposte, tutte le cose che i giovani hanno da fare al comune, noi le portiamo in sede comunale. Susanna, i giovani hanno sempre meno tempo. Intanto mi mancava, che cosa fai nella vita? Io nella vita sono elettricista in Irisacqua Invece Susanna? e Susanna invece studia. Cosa studia Susanna? Giurisprudenza a Trieste. Hai tempo per la tua città? Sì, nel senso il tempo si trova, quindi è tutta una questione di priorità. Ovviamente io ci tengo molto al paese in cui vivo e di conseguenza il tempo appunto lo trovo come molti giovani appunto nel nostro paese. Allora, sai cosa c'è Susanna adesso? Adesso In TV ogni tanto. La Publi? la pubblicità. Grazie. A tra poco, Borraccia. A tra poco. Avevamo una suoneria sullo sfondo, adesso andiamo da questo signore, adesso vado da questo signore. No, io vorrei capire chi è che la stava chiamando in questo momento. Bellissima la suoneria. Da casa, A casa. Chi era? mia figlia, Che si chiama? Erika, Erika. Erika arriva subito a Papino. Quanti anni ha Erika? 25, E cosa fa Erika? e collabora con me in azienda. Vedi che volevo arrivare là. Allora, andavo da questa signora rossa, Gaia, me lo presenti tu? Lei stava parlando con Mauro Drius, che è l'assessore all'agricoltura del comune di Cormons ed è uno dei soci dell'Enoteca di Cormons, nonché uno dei consiglieri del nostro direttivo. Ecco, Gaia, sappiamo che dobbiamo correre perché devi andare ad aprire. Sì, esattamente. Noi, io in questa situazione parlo per l'Enoteca di Cormons, che diciamo è uno dei punti cardine del turismo e dell'enoturismo a Cormons. Siamo appunto una società cooperativa agricola di 30 soci, tra cui appunto azienda Drius e tanti altri siti sul comune di Cormons. E la nostra mission, diciamo così, è quella di promuovere il nostro territorio attraverso appunto il suo vino, che è uno dei prodotti della filiera agricola direi più apprezzati. Allora, la borraccia secondo te è più da vino rosso o da vino bianco? Magari un vino che non agita tanto. Ma se io dico che sei da spritz, combino un disastro. Sì, lo spritz è una via di mezzo, dipende dalle giornate. Quante etichette avete a disposizione? Ma noi abbiamo soci dell'Enoteca attualmente 30 aziende, appunto del comune di Cormons, che significa più o meno 300 vini al calice. L'afflusso, il turismo, vino vuol dire anche turismo e poi ne parleremo con l'assessore Drius. L'afflusso, devo dire, nonostante la situazione, il progredire di tutte le situazioni negative di questo periodo, è comunque positiva, posso dire positivo in questo periodo. Vedi, brava, ecco Gaia, vedi che nonostante la l'uggiosa giornata... L'afflusso è buono. Buono, non dire positivo mi viene, penso, sì, giusto, quindi meglio buono. Sì, soprattutto devo dire, noi appunto siamo un punto principalmente turistico e negli ultimi 2 anni c'è stata una bellissima riscoperta del turismo italiano a Cormons e noi siamo sempre stati un punto focale per il turismo austriaco, tedesco, negli ultimi anni anche americano, però appunto in questi 2 anni siamo stati scoperti e poi riscoperti
da molti italiani che si sono trovati a casa, diciamo. Cito un altro personaggio grande del nostro territorio che è Joschko Sirk. Lui dice sempre: questo è un luogo dove amerai ritornare, ed effettivamente Cormons è un posto dove, soprattutto io direi per il vino, perché insomma si beve bene da queste parti, è un posto dove si ama ritornare. Assessore Drius, diciamo che la presenza di aziende agricole condiziona il PIL locale? No, il Cormons diciamo, è al centro di quello che è la viticoltura del nord-est, di questa parte della regione che è un po' il centro anche della Mitteleuropa. Il Cormons, o voglia o no, si trova a confine di diverse culture, che è quella tedesca, slava, italiana, insomma latina. Cormons è caratterizzata per essere, diciamo, una grande diversità di aziende. Calcoliamo che sì, in Enoteca abbiamo 30 imbottigliatori, però a Cormons ne sono circa una cinquantina, fra grandi e piccole aziende, per cui è un certo target, insomma, che accontenta un po' tutti quello che può essere la varietà del vino, no? Causa pandemia si dice che l'enogastronomia è quella che, a parte i locali chiusi, è quella che un po' è riuscita a tenere. Diciamo è riuscita a tenere, ma con sofferenza, insomma, perché a voler o no ci sono stati dei momenti dove tutto era fermo, che dopo sì c'è stato un recupero, però in media insomma la sofferenza c'è stata. Ecco, concludendo, e poi torniamo dai ragazzi della consulta, esiste anche in agricoltura e nel cormonese di padre in figlio, della serie c'è ricambio? Diciamo Cormons è caratterizzato per un buon ricambio generazionale. Se vediamo anche la stessa Enoteca, che io non sono stato socio fondatore, però diciamo sono entrato quando era appena aperta, nel 1990, e ci siamo ritrovati tutta una serie di persone a collaborare, diciamo, nel consiglio come soci, perché abbiamo fatto negli anni 90 anche una bellissima attività di promozione verso l'Austria, uscivamo sempre come Enoteca, eravamo tutto questo gruppo di persone. Adesso 3-4 anni fa abbiamo fatto un cambio generazionale, dove i giovani sono venuti a sostituirci. Io adesso sono l'unico, diciamo, quello più anziano che mi ritrovo all'interno del Consiglio, però abbiamo avuto un bel ricambio generazionale. Se hai occasione di venire in Enoteca vedrai che abbiamo un presidente giovane, abbiamo un consiglio giovane, per cui se il ricambio generazionale quello è molto positivo, altrimenti... Quindi diciamo che a Cormons, ce lo conferma Drius, esiste di padre in figlio, quindi di fatto c'è il ricambio. Grazie Assessore Drius. Grazie a lei. Allora saluto Gaia, buon lavoro e buona apertura dell'Enoteca. Torniamo ai due ragazzi della consulta. Che cosa avete fatto in questi 5 anni? Allora, di progetti ce ne sono tanti, a me piace parlare del progetto che mi ha coinvolto di più, che è nato da un'iniziativa della ex presidente, perché io sono diventato presidente da poco, Anna, e lei ha avuto questa idea di sensibilizzare i giovani sul tema della povertà. Allora, insieme all'associazione Bimbi Senza Frontiere di Valentina Collavini siamo andati direttamente in loco in Slovacchia, dove il tema ci ha toccato tanto, tante emozioni, e poi, avendo vissuto là l'esperienza, abbiamo cercato di portarla a Cormons allestendo un gazebo, appunto, finalizzato anche alla raccolta fondi, ma più per la sensibilizzazione delle persone, in cui venivano vendute magliette e soprattutto venivano vendute, esposte delle biciclette che erano state colorate dagli stessi bambini di Cormons, dai bambini del Nido Baby Doc e dai bambini del centro estivo Sport a Grappoli. E quindi in questo modo abbiamo cercato un po' di sensibilizzare le persone su questo tema. Poi ci sono state varie cose, ci siamo informati in occasione del Giro d'Italia femminile e maschile, abbiamo sparso in giro per Cormons dei QR code informativi su tutto quello che riguardava il Giro d'Italia. E altre iniziative, purtroppo eventi abbiamo potuto farne pochi, ma siamo riusciti a organizzare un evento a Poglie, in un'azienda agricola, dove 2 ragazzi giovani hanno potuto esporre le proprie opere, Carlo Nargiso e Fabio Cipolla, che sono 2 ragazzi della nostra età più o meno, e hanno potuto appunto dare sfogo alla loro creatività, facendo vedere quello che loro facevano, le loro opere. Andiamo dalla
Susanna. Susanna, la consulta vuole essere anche uno stimolo per l'amministrazione comunale? Assolutamente sì, infatti adesso stiamo progettando degli altri eventi, appunto degli altri progetti, come ad esempio la creazione di un'aula studio. Infatti l'applicazione per quanto riguarda i posti a sedere, quindi per la prenotazione di questi ultimi è già pronta, adesso stiamo soltanto aspettando e cercando una stanza in cui effettivamente realizzare concretamente questo progetto. E un altro progetto che molto presto partirà e siamo molto entusiasti di questo è proprio la web radio, e adesso abbiamo trovato la stanza, la stiamo allestendo con l'attrezzatura e quindi tutto ciò che serve, e siamo quasi pronti per partire, molto carichi ed entusiasti. Avete già pensato ai contenuti? Ne stiamo parlando e discutendo tra di noi, vogliamo appunto realizzare un qualcosa che coinvolga appunto i giovani, che dia la possibilità loro di esprimersi, di parlare, di farsi sentire, perché è questo che vogliamo, che appunto ci ascoltino, e d'altronde siamo noi il futuro, quindi è necessario appunto creare un progetto che ci coinvolga ma che mantenga l'attenzione, che appunto ci faccia realizzare le nostre proposte. Quindi quanto è social la consulta? Assolutamente molto, infatti adesso con la commissione comunicazione di cui ne faccio parte abbiamo una serie di format social, infatti ricordiamo Lo sapevi che, quindi rispetto appunto a questioni di Cormons, ecosostenibilità, movimento, cultura, e pubblichiamo appunto ogni giovedì o comunque in generale dei post sia sulla pagina Instagram e sia su Facebook. Susanna e Luca, rimanete ancora con noi perché devo andare, non andate via, no? Aspettate ancora qualche minuto, anche perché la temperatura è piacevole, quindi qua manca solo il vin brûlé. Ma chi è Borraccia? Quest'uomo con questa maglietta, così cominciamo a mostrarla. Lui è Massimo Falato, assessore allo sport, quindi è l'assessore del comune di Cormons, e credo che oggi vi parlerà adesso proprio di questa manifestazione che è già stata presente a Cormons, ma che sarà presente anche prossimamente. Assessore, bello questo blu. Ti piace? Un bellissimo colore, credo, no? Beh, questo diciamo che iniziamo dalla fine di quello che abbiamo fatto in questi anni nell'attività sportiva di Cormons. Cormons ha un cuore pulsante che si occupa di sport a 360 gradi, assieme al mio amico Gabriele Silino, che è uno dei fondatori, uno degli organizzatori. Abbiamo già iniziato il progetto Teleton qualche mese fa, adesso puntiamo al raddoppio della manifestazione, cioè una 24 ore dedicata chiaramente a quello che è l'altruismo, quello che è la beneficenza legata allo sport. Cormons si tingerà di colori, giovani, atleti, sportivi, appassionati, che come dice Teleton correrà per 24 ore a livello benefico. Ci saranno attività collaterali importantissime di cui poi vi parlerà anche l'organizzatore. Ripeto, Cormons è un cuore pulsante, Giro d'Italia maschile, Giro d'Italia femminile, Adriatica Ionica Race, centri sportivi, non ultima Teleton. Quali sono le manifestazioni? E poi andiamo da Bruno Pizzul che è qui alla mia destra, subito dopo la pubblicità. Allora, l'evento sarà il 25 che è sabato e il 26 domenica. La partenza sarà di giugno, la partenza sarà alle 3 di pomeriggio, alle 15 di sabato e finirà alle 15 di domenica. All'interno di questo qui, oltre a quelli che corrono ovviamente per beneficenza nei confronti di Teleton, ci sarà un torneo durante il giorno dei bambini più piccoli, mi sembra dai 6 agli 11 anni, mentre di notte faremo un torneo di calcetto per i bar, e inoltre ci sarà una 24 ore di lettura di libri, quindi abbiniamo anche la cultura perché è una cosa abbastanza importante. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e aspettate perché abbiamo anche qualcosa che riguarda il ciclismo, pubblicità, e poi torniamo con Bruno Pizzul. Terza parte del campanile, sono con il volto di Cormons, Bruno Pizzul, grazie per la tua adesione.
No, è un'adesione che ho dato volentieri, anche perché quando si parla di Cormons io sono... Quanto sei stato lontano dalla tua città? Una sessantina d'anni, perché prima 10 anni, quando tentavo di diventare con scarso successo un bravo calciatore, poi dopo essere stato assunto alla RAI sono stato 50 anni praticamente a Milano. Quindi adesso, se fai i conti, sono vissuto molto più lontano che qui a Cormons, però ho sempre mantenuto, anche quando ero via, un cordone ombelicale con questo paesello che non è una bella cittadina, che considero la mia culla, la mia patria friulana. Ecco, senti, adesso forse recuperi quello che ti sei perso negli anni, no? Ah, sicuramente, difatti poi quando sono andato in pensione sono rimasto ancora qualche anno a Milano, anche perché essendo là i miei 3 figli con le rispettive famiglie e 11 nipoti, magari la presenza non tanto mia quanto della nonna, che ogni tanto dava una mano quando c'era bisogno, imponeva che noi restassimo a Milano. Poi però, appena sono diventati autosufficienti i figli e i nipoti, siamo subito tornati a Cormons, così come avevano programmato. Ecco, senti, i tuoi genitori erano ovviamente di qua, quindi tu venivi spesso da queste parti. Sì, i miei erano di qua, mio padre era di qua, la mamma invece era di Udine, tant'è vero che io sono nato a Udine, perché allora si nasceva in casa della nonna, quindi io sono nato in Jardin Grand, sotto Madonna delle Grazie, però sono rimasto lì qualche mese, dopodiché sono venuto subito a Cormons. Senti, 2 cose, poi ti lascio così non ti faccio prendere freddo. Ci sono i 100 anni della Cormonese e tu cosa mi dici su questo? I 100 anni della Cormonese, naturalmente la Cormonese è la squadra per la quale io faccio veramente ancora il tifo. Molti nelle mie note biografiche dicono che io ho giocato con la Cremonese, ubbidendo a questa assonanza con la Cormonese. Tra l'altro, curiosamente, hanno gli stessi colori sociali, sia la Cormonese sia la Cremonese. 100 anni e naturalmente gli esordi come calciatore, dopo essere stato al ricreatorio con la squadra dell'Alba, sono stati con la Cormonese, e quando ho cominciato a giocare con la maglia del mio paese ho accumulato delle emozioni agonistiche e sportive che poi non ho più vissuto da nessun'altra parte. Bruno, non dico, ti chiedo di farmi la telecronaca, guardando il Monte Quarin in questo momento che pensieri si fanno? Ma vengono i pensieri di quando eravamo ragazzi, no? Che noi scorrazzavamo continuamente su e giù per il Monte Quarin, facendo anche delle guerre, per modo di dire, tra bande dei vari rioni e via dicendo. Ammaestravamo la nostra capacità di arrampicarsi sugli alberi andando a rubare ciliegie, prugne e via dicendo, e naturalmente lì confortavamo appieno la nostra preparazione fisico-atletica, che poi stava bene quando giocavamo a calcio. Senti Bruno, ma quando si riusciva a conquistare una ragazza, dove si portava? Si portava sul Quarin o no? Si portava dove decideva lei, perché non c'era tanto margine di manovra. Era un qualcosa di più difficile di quanto non succedesse oggigiorno. Facevano molto le smorfiosette, però alla fine poi qualche cianton si chattava. Qualche cianton, quindi erano già smorfiosette all'epoca? Vabbè, quelle da quando il Signore ha tirato fuori Dio Padre la costola, è venuta fuori qualcosa di smorfiosetta subito. Vedi che è uscito un pizzul, ci conosciamo da una vita ma questa domanda non gliel'avevo mai posta. Senti caro, col Cagliari cosa facciamo domani? Speriamo bene, no? Direi che ho letto che c'è anche una specie di gemellaggio, no? Prima, e ci sono molti punti di contatto fra le 2 squadre che rappresentano 2 territori. Prima di tutto sia il Friuli, Venezia Giulia, sia la Sardegna vivono la sindrome della marginalità. Loro sentono la capitale Roma molto molto lontana
e questo li accomuna. Bruno, grazie. È stato un piacere, buon lavoro. Peccato che c'era la pioggia, ma peccato fino a un certo punto di vista, perché ne avevamo tanto bisogno per la nostra rusticità, per la nostra cultura contadina. Senti, tua moglie dov'è? Mia moglie è lì che mi aspetta e dice che dobbiamo andare via. Infatti ha già sollecitato 2 o 3 volte. Ciao Bruno, Ciao, grazie. ragazzi, ciao. Allora, io vado dalla borraccia e chiedo, signora venga, i capelli sono ricci perché c'è la pioggia, c'è l'umidità e quindi agevolano questa metamorfosi. Sicuramente così. Lei rappresenta? Io rappresento la Società Culturale e Artistico Filarmonica di Cormons, che è una realtà radicata sul territorio, non soltanto di Cormons ma anche ben radicata nei comuni limitrofi. Di questa associazione fa parte la banda Città di Cormons, storica, che partecipa a tutte le attività dell'amministrazione comunale di Cormons ma anche di Mariano, perché esiste una collaborazione da tantissimi anni tra i 2 comuni e quindi opera su 2 territori. Abbiamo poi un'importante scuola di musica che raggruppa circa adesso al momento 100 ragazzi tra scuola elementare e scuola media e anche superiori, si è dislocata anche questa su 2 territori, nella sede nuova del comune di Cormons e nell'edificio comunale del comune di Mariano. È una cosa molto importante perché ci dà la possibilità di avere un ricambio anche all'interno della banda, ci dà la possibilità di offrire un'occasione di imparare uno strumento e di sviluppare la cultura della musica all'interno della nostra comunità. Senta, nasce quando la vostra banda? La banda Città di Cormons nasce le prime tracce nel 1872, poi ci sono stati sicuramente dei momenti di pausa, però diciamo che fine anni 90 è ripresa proprio in continuità l'attività con attività concertistiche, raduni anche in regione e fuori regione, quindi diciamo che l'attività adesso è ben sviluppata e radicata. Quanti sono i componenti? I componenti noi siamo tra i 45 e i 50 elementi, fanno parte della banda sicuramente cittadini di Cormons, cittadini di Mariano e anche di altri comuni, perché è diventata ormai una realtà che opera anche al di fuori del territorio comunale, quindi una realtà importante che partecipa a diverse attività e manifestazioni dei vari comuni della zona. Lei ha parlato di Cormons e di Mariano, c'è una fusione o ognuno mantiene la propria, tra virgolette, autonomia? Diciamo che essendo adesso in questo momento la banda di Mariano sospesa come attività, gran parte dei bandisti di Mariano sono confluiti nella banda di Cormons e questo ci dà la possibilità insieme alle 2 scuole di avere un'unica entità che però riesce ad operare su più territori. Lei è una presidente suonatrice? Sì, sono anche una presidente suonatrice, sì. Che strumento suona? Sono flauto traverso. Senta, lei parlava di scuola, quindi c'è ricambio, c'è un vivaio? Assolutamente sì, e questa è stata la nostra salvezza perché quando abbiamo iniziato più o meno 2006-2007 le prime attività di scuola di musica ci ha dato la possibilità di avere un ricambio e di avere una certezza nella continuità dell'attività della banda. E poi una cosa molto importante è che noi abbiamo anche una serie di progetti di diffusione della musica, dello strumento musicale all'interno delle scuole, quindi collaboriamo con l'Istituto Comprensivo di Cormons e con l'Istituto Comprensivo di Romans e facciamo diversi progetti proprio all'interno dell'orario curricolare sia nelle scuole di Cormons che di Mariano, di Medea, di Capriva, di Gradisca e di Sagrado. Senta, come in una squadra di calcio magari avete bisogno di qualche elemento, di che strumenti siete carenti? In questo momento sicuramente noi cerchiamo clarinetti, ecco, perché diciamo che ci sono diversi ragazzi e allievi che stanno imparando questo strumento, però sicuramente diciamo che in questo momento è la sezione, quindi se qualcuno vuole venire a suonare il clarinetto in banda noi siamo pronti, ecco, la porta è aperta. Grazie alla
Presidente, torniamo a ricordarlo. Società Culturale Artistico Filarmonica di Cormons. Grazie, grazie di cuore. Allora Borraccia, noi abbiamo ancora dello spazio, abbiamo ancora 2 minuti. Dal punto di vista delle attività culturali, che anno è stato? Nonostante qualcosa è ripreso? Certo, sappiamo che il Covid purtroppo ha fermato le attività culturali in primis, però in realtà si è continuato a lavorare facendo piccole attività culturali, conferenze, attività che hanno lavorato per quelle che poi potevano essere le cose fatte. Stiamo continuando a lavorare su manifestazioni che saranno prossime, quindi tra aprile e maggio, camminate, letture, feste in biblioteca che vedranno autori che parleranno di varie tematiche. Stiamo lavorando anche per quella che è la festa dell'uva, perché l'intenzione è quella di portare avanti le manifestazioni storiche. Quest'anno ai primi di settembre prevediamo di andare avanti con la festa dell'uva in 2 versioni, quella più ridotta eventualmente la versione quella proprio classica, quindi stiamo cercando di capire come procedere, però la volontà c'è, le associazioni ci sono e abbiamo avuto anche delle novità da un punto di vista associativo, mi collego a quello, c'è la nuova sede delle associazioni che è la Casa dell'Agricoltura, perché purtroppo la sede precedente era stata chiusa a causa Covid. Adesso le associazioni, tra cui quella che ha appunto la banda di Cormons, ha una nuova sede diversa, più nuova, più dignitosa forse di quella precedente, però è stata una grande conquista perché siamo riusciti ad avere una sede per tutte le associazioni culturali presenti e attive a Cormons. Si trova dove? Siamo in via Gramsci, siamo sempre nel centro di Cormons ed è una vecchia sede di un'altra della Camera di Commercio che per fortuna è riuscita a donarci gratuitamente l'uso di queste sale. Adesso la Borraccia non lo dice, ha cominciato, vedete, parla la Borraccia, ha smesso anche di piovere. Speriamo anche che arrivi un po' di sole. Arriva il sole, prima o poi arriva il sole. Bene, allora noi adesso andiamo in pubblicità e dobbiamo parlare di ciclismo, perché il ciclismo è presente a Cormons ma è presente anche a Pieris, e quindi avremo un ospite che arriva da fuori comune. Quarta parte del campanile della domenica, sembra veramente incredibile, passa al parroco e suonano le campane. Don Stefano Goina, grazie per esserti fermato qualche secondo da noi, visto che reggi, sei il titolare della parrocchia di Cormons da novembre. Da fine novembre sono entrato qui e sono succeduto a Don Paolo Nutarelli, che è stato trasferito a Grado. Com'è? Allora siamo nella luna di miele ancora, nel senso che ho avuto veramente una buonissima accoglienza da parte delle persone e ecco, mi sto rendendo conto della complessità, no, di questa comunità. Tra l'altro io sono un parroco non solo di Cormons ma anche di Brazzano, Borniano e Dolegna. Ti annoi? No, non mi annoio, giro parecchio e cerco di fare del mio meglio e per il momento mi sembra che almeno l'accoglienza da parte delle persone sia stata buona. Ecco. Quante chiese ci sono a Cormons? Allora, considerando tutta l'unità pastorale di queste 4 parrocchie, dovremmo essere sulla ventina di chiese. Già Dolegna ne ha 7 per conto suo. Sono sicuramente tutte belle, ma quella che ti incuriosisce di più? Non chiedermelo, perché dopo rischiamo veramente il discorso dei campanili, meglio evitare. La più grande qual è? La più grande è quella del Duomo, poi c'è anche San Leopoldo che è abbastanza grande, capiente. Don, grazie. Prego. Ho promesso che parlavamo giusto un attimo, così salutiamo i nostri telespettatori, grazie a Don Stefano, il parroco di Cormons e non solo. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi. Salve. Allora, dovremmo avere Amos Pupin, che è il presidente della società ciclistica Pieris. Buongiorno Amos. Buongiorno. Che non è solo? Sì, c'è anche Canciani Leonardo, che è l'accompagnatore della categoria esordienti, e quest'anno abbiamo cominciato la collaborazione con lui e siamo qua per presentare i nostri ragazzi. Oggi pomeriggio
avremo la presentazione ufficiale della squadra nella palestra di pattinaggio di Pieris. Abbiamo una trentina di ragazzi che iniziano la stagione, proprio domani qualcuno di loro ha la prima gara, per cui insomma un bocca al lupo ai nostri ragazzi. Amos, ci conosciamo da un po' di anni, avete un entusiasmo che è palpabile per le nuove generazioni. Ma diciamo che questo entusiasmo viene dai ragazzi, io lo dico sempre. I ragazzi sono diciamo, il motore, perché loro con l'entusiasmo ci contagiano e noi chiaramente cerchiamo di alimentare un entusiasmo, e penso che paragonato un po' a un'automobile l'entusiasmo è il motore, no? E i valori sono lo sterzo, e questa macchina serve per poi andare avanti e raggiungere i nostri obiettivi. Quanti ragazzi segue? Gli esordienti sono 8 ragazzi. Una categoria molto importante dove piano piano dal gioco si passa anche a imparare un po' cos'è il ciclismo. Quanto conta l'uomo e quanto conta il mezzo? Nel ciclismo conta molto il motore, cioè l'uomo. Il mezzo, diciamo, per i ragazzini deve essere un buon mezzo ma non particolarmente evoluto. E l'importante per i ragazzini che facciano un'attività multilaterale, cioè che non sia solo ciclismo su strada, ma bensì anche mountain bike e possibilmente anche podismo, qualsiasi cosa che un ragazzino si sviluppa atleticamente con divertimento. Dove si allenano? E adesso li abbiamo iniziato a portarli su strada, anche se un po' pericoloso, che si devono abituare a convivere con la strada, con il traffico. È buono anche un allenamento con la mountain bike, come detto prima, qualsiasi cosa che gli faccia un'attività multilaterale, ecco, questo è l'importante. Allora, quindi ricordiamo oggi alle 15 a Pieris, nella sede del pattinaggio, no? Esatto, nella palestra del pattinaggio abbiamo la presentazione, parteciperanno tutti i ragazzi, genitori, sponsor, istituzioni, e chiaramente il ragazzo è al centro, cerchiamo di far stare al centro i ragazzi, che sono chiaramente le persone, i giovani su cui puntiamo per questa stagione. Quanti saranno oggi? Non so, anche io cercavo di fare i conti, avremo circa 150 persone che saranno presenti a questo evento. Una promessa e una sorpresa. Cavolo, mi prendi un po' alla sprovvista. Una promessa è di portare il nostro gruppo di ragazzi ad arrivare alla categoria juniores, questa è la nostra promessa. La sorpresa potrebbe essere una bella vittoria di quest'anno, dai, una vittoria quest'anno potrebbe essere già, ma no, la vittoria va bene, ma continuare a mantenere l'entusiasmo, questo è l'obiettivo, dai. Amos, il tuo rapporto, visto che fai l'imprenditore, per te la bici cos'è? La bici forse, sfogo forse, perché mi aiuta tanto a rasserenarmi, a cancellare ogni problema, ma soprattutto, non so, dà entusiasmo, dai. Io punto sempre su questa parola qua, perché quando monto sulla bici io mi sento un'altra persona. Grazie, quindi ricordiamo ancora l'evento, la presentazione della squadra, no? Oggi alle 15 e quindi a Pieris nella sede del pattinaggio, quindi ore 15 c'è questa presentazione. Grazie agli amici dell'Associazione Ciclistica Pieris, grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie. Allora noi adesso ci spostiamo perché ciao Amos e arrivederci anche all'allenatore. Andiamo da quest'uomo con la felpa bianca, perché si va in bicicletta anche a Cormons. In bicicletta si va tantissimo e così a riprova di questo amore per la due ruote Cormons quest'anno e dal 2020 ha organizzato Adriatica Ionica Race assieme a Moreno Argentin, è passato il Giro d'Italia maschile, cosa storica e prodromica quello che avverrà nei prossimi anni, e si è concluso il Giro d'Italia femminile con l'assegnazione del titolo di maglia rosa femminile. C'è una bellissima associazione a Cormons che si chiama Coglio Bike Team, è partita con la mountain bike, adesso sta avendo anche un gruppo con la due ruote su strada, e poi va detto una cosa, la due ruote ha avuto un'evoluzione pazzesca grazie alle biciclette elettriche, quindi persone come me riescono a fare lunghe distanze in maniera meravigliosa, vedendo posti spettacolari, e qui c'è un grande turismo anche straniero di appassionati di bici elettrica, quindi c'è un grande amore per questa cosa. Quanta fatica in meno si fa con la bici elettrica? Allora, secondo me si fa lo stesso fatica, è chiaro che non è quella della bici normale,
Però questo, ripeto, permette a una persona come me o come tanti altri a trovare itinerari meravigliosi, si fa fatica come dicevi tu prima, però è molto più piacevole. Ecco, a proposito di itinerari, molto cari all'assessore Borraccia, prima ci ha parlato, sta sorridendo, quindi probabilmente era un po' l'ansia della... grazie Miscoria per questo tuo gesto, perché così rassereniamo anche il pubblico da casa. Era una Miscoria quasi, era pietrificata prima, il freddo, la tensione. Ma perché lei, la tensione non credo, perché ormai è avvezza a parlare in televisione, anche perché la sua fotogenicità le permette di essere presente in primo piano. Noi supportiamo questa bellezza e quindi cerchiamo di essere... La foto com'è? Non mi ricordo che cosa ho detto. Fotogenicità del successo poco fa. Però l'uomo della consulta ha detto anche tu sei bello. No, sono un uomo piacevole forse, ma perché sono simpatico. Ho sempre basato tutto il mio savoir-faire sulla simpatia. Che non è poco, Non è poco, ma bisogna sempre fare di necessità virtù. Non essendo bellissimi, si cerca di risultare simpatici. Tu dici, come lo dico io, bisogna compensare. Bravissimo, l'ho sempre fatto da fin dalla gioventù. Non sono bello come questi ragazzi, che basta avere un impatto visivo per trovare poi l'anima gemella. È stato più difficoltoso per me. Senti, e invece il Felcaro su che percorso lo mandiamo in bici? In bici? Lo porteremo quest'anno a fare un po' di mountain bike oppure di bici elettrica, vedremo di fargli scoprire percorsi che vanno sul Monte Quarin, dove abbiamo messo, e lo voglio dire, le prime tabelle che fanno immaginare i percorsi del Coglio come dei vecchi muri, come nelle Fiandre. Quindi la Consulta Giovani ha messo anche dei bellissimi QR code a rappresentare i personaggi famosi del ciclismo e a raccontare tutto quello che è il percorso del Friuli. Quindi da dove arrivano gli appassionati della bici? Qua siamo nel cuore della Mitteleuropa, quindi arrivano dal Veneto, dal Friuli, dalla Carinzia, dalla Slovenia e poi da qualche regione limitrofa che comincia a conoscere quelle che sono le peculiarità di questo territorio. Quindi non solo una cultura enoica, come dice Bruno Pizzul, ma anche quello che è lo sport, con tutte le sue vicissitudini agonistiche e non agonistiche. Quindi secondo me il Friuli dovrà avere nei prossimi anni un grande sviluppo, che sta facendo promoturismo in maniera meravigliosa proprio sulla pubblicità di quelli che sono i percorsi ginnici, ciclistici e pedonali. Cultura enoica, memorizzate e poi foto, com'era? Fotoigienicità ho detto io. Queste due. E sono, sì, no, alle 11:30 di mattina. No, è mezzogiorno e 10. Ecco, vedi. Quindi... Io vivo con un fuso diverso. No, perché cerco di essere più giovane, quindi se sposto la lancetta di mezz'ora al giorno, sembro un ragazzino. Sembro. Sì, perché sembro, e convinciamoci di questo, perché qui a Cormons il tempo non passa mai, Si è corroborati dal vino, dal piacere della bellezza della natura, da persone meravigliose che sono intorno a noi. È tutta una bella cosa. C'è quasi un microclima. Secondo me sì, è un'oasi in questo Friuli che è già meraviglioso nella sua peculiarità, quindi venite a Cormons. Ecco, voi tenete conto che queste cose io e l'assessore non le abbiamo concluse, cioè stiamo andando così. Perché siamo persone così. Sì, perché Cormons si aspetta a braccia aperte, sempre. Un'altra... La Borraccia è emozionata, la Borraccia si emoziona perché vorrebbe partecipare anche lei a chiusura di questa cosa, perché credo che, come diceva Dostoevskij, il bello salverà il mondo, e quindi... Fercalo, come chiudiamo? Perché devo arginarlo, perché è un fiume in piena la creatura qui. No, ma qua dalla dimensione, insomma, di quello che è la volontà degli assessori dell'amministrazione, dei giovani, ma di tutto il sistema della collettività nel far crescere questa realtà che comunque si sta espandendo e di giorno in giorno sta progredendo. La cosa importante è che tutti ci credono e tutti vogliono dare un contributo importante proprio per far alzare l'asticella, che è una cosa che naturalmente non è semplice. Comporta tanto lavoro e tanto impegno, ma assolutamente poi dopo porta dei risultati che incominciano ad essere sotto gli occhi di tutti. Allora, noi ci portiamo verso quel tavolino, ringrazio i rappresentanti della consulta che bene hanno fatto a dire che sono il futuro del domani. A questo punto, siccome vedo il Don e vedo il Don e il sindaco, fate un brindisi, uno col bianco e uno col nero, e quindi così, guarda, meglio di così, anche perché domani lei celebra e diciamo che questa sostanza avrà un altro ruolo. Fate un brindisi che è bellissimo, la chiesa... Vediamo cosa sceglie il Don. Bianco. Scusi, nell'Eucaristia è bianco? Sì. Ovviamente di Cormons, vino di Cormons. Beh, certo. Allora, grazie, se venite qui, Borraccia... Eccoci. Io ringrazio le persone che sono state con noi in diretta per questa puntata del campanile del sabato. Adesso non piove più, forse il cielo si apre, quindi se Dio vuole.
A proposito, Don e Sindaco, fate un brindisi e ci salutiamo. Grazie alla nostra Chiara Miscore per le riprese e ovviamente al nostro Caramaschi in regia. Buona giornata e buon weekend da Cormons. Salve, grazie. Cin cin. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Micra.